oggi è la giornata nazionale in difesa dei territori. A Cazzago di Pianiga, manifestazione di ambientalisti e comitati cittadini contro il progetto di Veneto City. Siamo qui oggi insieme a tante realtà per alzare l'attenzione sul tema della terra come bene comune. Il maltempo non li ha fermati, di buon mattino tutti al lavoro nel campo, uomini, donne, anche qualche bambino che gioca insieme ai genitori a fare il contadino. Il terreno per la manifestazione in occasione della giornata nazionale in difesa dei territori e dei beni comuni non è stato certo scelto a caso. È un luogo emblematico, qui dovrebbe sorgere Veneto City, sono 75 ettari di nuova urbanizzazione, adesso i terreni sono agricoli. Proprio qui dove stiamo lavorando dovrebbe sorgere una torre di 80 metri, quindi è chiaro che questa è una delle operazioni di cementificazione più grosse nel Veneto ma anche in Italia. È il momento di riscoprire i forconi. Sì, i forconi sono sempre stati simbolo dell'agricoltura che fa fatica e ricava il suo reddito e la sopravvivenza delle famiglie dalla terra. È più faticoso far passare questo messaggio che usare il forcone? Secondo me sì, è molto più faticoso. Convincere la politica, convincere gli speculatori anche, che la terra non va cementificata, va lavorata, va conservata. E questa è un'eredità che dobbiamo lasciare ai nostri figli.